Un grande progetto di change management che nell'arco di 3 anni coinvolgerà progressivamente tutti coloro che a vari livelli lavorano in un importante gruppo industriale, quello a cui fa capo il presidente degli industriali del Veneto, Enrico Carraro. Si tratta di un progetto ad ampio respiro che parte da una consapevolezza. All'interno di scenari sempre più sfidanti è necessario accrescere la base culturale e professionale dell'impresa. Ciò significa mettere davvero al centro il capitale umano, consentendo alle persone di maturare nuove competenze che consentono loro di andare oltre il fare. Come se voi aveste tutti i giorni l'opportunità di vedere diverse generazioni, no? E quindi il confronto anche tra queste generazioni. La cosa bella è che abbiamo veramente diverse generazioni oggi in azienda, dobbiamo montare le più vecchie generazioni ad essere al passo con i tempi, ad essere aiutate nell'uso delle nuove tecnologie, e abbiamo invece le nuove generazioni che già conoscono molto bene le nuove tecnologie, che però hanno bisogno anche loro di essere coinvolti nella parte, diciamo, hardware del nostro lavoro. Ecco, e come si sviluppa? Ma noi abbiamo due percorsi, abbiamo un percorso di Academy che è più rivolto ai giovani lavoratori che fanno ingresso nella nostra azienda, che le dobbiamo usare, aiutare ad usare le nostre tecnologie, le nostre macchine, e anche entrare così nel nostro DNA. Abbiamo anche percorsi più specifici per il management, ovvero per i livelli direzionali, con la quale anche lì diamo nuovi strumenti sulla finanza, sul business e sul marketing. Voi vi rapportate anche con l'estero, no? Questo vi aiuta? E questo ci aiuta perché abbiamo veramente la possibilità anche così di avere degli interscambi culturali. Noi abbiamo bisogno comunque che ci sia un cardine comune tra tutte le nostre aziende in Italia e all'estero, ma abbiamo bisogno anche di quello che noi chiamiamo local for local, ovvero che ogni azienda all'estero viva anche di una propria cultura e sviluppi la propria cultura del proprio paese. Come siete messi dal punto di vista, diciamo, del personale? Cioè, sempre più aziende fanno fatica a trovare persone da inserire insomma, nel proprio ambito. È un po' un problema, diciamo, annoso che riguarda il nostro sistema paese. C'è qualcosa che vi fa pensare che qualcosa stia cambiando? Beh, allora in parte questa, come posso dire, l'Academy l'abbiamo anche in funzione di attrarre nuove risorse, perché noi anche cerchiamo di dare qualche cosa ai nuovi assunti. Il problema è reale soprattutto in questa parte del paese, al nord-est. Oggi facciamo fatica a trovare non solo le nuove figure professionali, qui è veramente difficile, ma anche così manodopera collaboratori per le nostre fabbriche. Change Management prevede un importante percorso formativo della durata di 3 anni con interventi differenziati a seconda delle posizioni aziendali e delle competenze maturate. Carraro Business School, rivolta a tutti gli impiegati del gruppo attraverso professionisti esterni o docenti interni, affronta tematiche di varia natura, sia di tipo tecnico sia di tipo gestionale. Academy for Professionals, in parallelo, viene realizzata a livello locale per garantire ai collaboratori degli stabilimenti produttivi lo sviluppo principalmente di competenze tecniche di prodotto o di processo, anche con l'obiettivo di trasferire la conoscenza tra diverse generazioni. Quanto importante è la formazione? Ma la formazione è importantissimo sia la formazione di tipo tecnico, ovvero sulle macchine, sugli impianti, sulle tecnologie proprie del nostro gruppo, ma è importante anche la formazione a 360 gradi, che aiuta poi a far crescere anche le persone, perché noi abbiamo bisogno poi di persone che abbiano una formazione tecnica, ma anche una formazione civile e culturale.